Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22. Un saluto a tutti gli amici cari della Radio Televisione Sarda e benvenuti a questo attobiu nuovo, un attobiu di Portumano, poi ad affrontare un argomento che è caro mera a tutto il sardo, la poesia. E dunque con questo programma nuovo che sarà accompagnato fino a su 30 del mese di Idas, andiamo a fare questo bello viaggio in su mondo della poesia. Tengo di avere, sono preso mano per questa trasmissione, poi in tanti si usa a conoscere di avere, poetas, e tutte le persone che con la poesia hanno di avere un bel relato, e dunque è una questione bene di questo mondo. Ma tengo preso mano pure poi questa trasmissione che abbiamo anni e anni, da va in pari finalmente si poteva traballare e contare di queste cose belle, si impari a una poeta che conosci bene questo mondo della poesia, che si è tutto ha partecipato in anni, ha vinto un montone di concorsi, ma è sempre giù in mera gara, si è tutto canto in mera concorsi, e dunque un preso umano è uso a spazzire questo bello apposento, questo bello studio con Anna Cristina Serra. Saluti Anna Cristina. Grazie a te Ottavio, grazie a tutti che vanno seguendo questa trasmissione, grazie ai poeti, ai ospiti che ci danno usoivo, che stiano di questo cosa importante meda che si riguarda da tutto, che riguarda tutta la Sardegna, ma che ad Orumano meda volta tutta la Sardegna non conosce. Dando questa trasmissione, grazie a Ottavio, grazie a questa produzione in Sardegna, si ha questa possibilità di tanti dei documentari questa parte importante che riguarda la lingua, la letteratura, riguarda questo cammino nostro del sardo, insomma si ha finza questa possibilità di lo fai conosci a medasa, hai un pruso dei sardos che agora potenti finza si decidi di piegare d'arte, di non hai come si vuole dire, zucci no a questo cammino importante, quindi grazie è un pregio umano, conosco, tutto noso. Dunque, come è andata a funzionare questa trasmissione, questa topi? Intanto in questa prima puntata attenne un ospite di importo di avere un manno, ma manno mera, poi è una questione del suo primo premio letterario di poesia che si è tenuto in Sardegna. E poi ogni volta attenni in puntata benidoras due premi di poesia, dunque poeta e tutto questo mondo che si usa a contare. Devo dare grazie non solo a Produzioni Sardegna, ma a Regione Sarda, che con il suo progetto Imprentas si dona un aiuto umano per poter realizzare questo attopio. Dunque, sicuramente in questa prima puntata ho deciso di cominciare con il suo premio De Ottieri, e dunque se Bavollica Anna Cristina si presenta i ospiti che punto a ribauso in questo studio. Lo faccio con piacere in mano, benvenuti, scio vinzas e subito si scostada, massimamente ai poetas, poi mancai punto abituaus a lavorare in una maniera differente, uno va gruppo house, dunque grazie a me da voi onais una testimonia manna. Cominciaus con Maria Sale, poetessa di Chiaramonti, vincitore dei Sozieri nel 2004 con Ritratto Squados, ma vincitore di altri premi e una che dei 30 anni, soprattutto manco a questa parte, sigidi a donare sempre sa poesia sua e esempio su Benigna Maria. E se domandai, mancai a Maria poi a regionare in questo meri delle pubblicazioni, di tutto il traballo che ha fatto, che punti traduso su in mera limba, insomma, cosa bella. Noi non scetti gusto. Però non c'è cosa me denai, ne sa ragione tu, a pizzo di Maria, ma penso se forse, anzi senza i forzi, a pizzo di Saida di Chiaramonti, che è una ida di poetas, e dunque sicuramente da donau sgumenzo.
Accanto a Maria salutaus a Marco Venudi, che est su chi de Cacaconanna e Gustavatti, est aggiudendo sa parte organizzativa del suo premio Ozieri, che sta aggiudendo a suo segretario Antoni Canalis e che donando un aggiudo importante in sa direzione vinzas ed è su chi est a organizzare un premio, perché non è facile. Poi Marco si da dannai, si da contare vinzas ed è su in novità che riguardano il suo premio Ozieri. Benissimo Marco, grazie. Grazie a tuoi. Grazie professor Duilio Caocci, professore di letteratura italiana, di letteratura sarda e di letteratura regionale in Università di Castello, giurato de Sozieri del 2021, ma a me mi piace dannare di Duilio su chi, a parte le competenze mannas che tiene in fatto di letteratura, mi piace pensare a ricordare come è creatori de coscienzias, poiché io traballa con i spicciocchi e spicciocas e di adesso facendo un traballo manno, poiché esti in sul luogo di accaduto di fare, ma poiché isso di adesso esti seminando bene, un buon seminatore. Grazie a voi, Anna Cristina, grazie a te questo sfuedo che punti vinza troppo manno su me. E uno di vorrei grazie a Duilio, poiché a rinascere con tutte le cose che fai adesso, ad agattare una corrente tempo su dedicare a questa televisione nostra, su canali nostri, radio televisione sarda. Con pregere in mano, Ottavio, con pregere. E dunque, ad ogni tanto vi in televisione con belle trasmissioni che aiutano a comprendere questo mondo che si vive. Tu sapuru fai parte dessa semina, voi sono buoni seminatori che su semina circa da dentro vai spunti di anche di crescita, anche di accanto de Duilio, de Neuso a Dante Rio, desi Riuso, sueta desi Riuso, vincitori de Sozieri in su 2019 e da uno duscio che duscipia, ma che non duscia di una rosa tutto, su Dante ha vinto sa edizione di Occanno puro. Dusciria Marco? Ah, vabbè, una rosa esattro. Dante dopo scoviao, che non dusciria pazienza, non riesco scoviare, poiché esti una conferma, ecco, del suo cammino de Dante, su già di ora, in suo cammino della poesia. Dante di Vragidi pruso che adesso su verso scappo, di Vragidi su verso tradizionali e poi mancai a dannai vinzas e commenti du crea da questo verso che si interessa pure, no? Poeta e cantatori. Benenio Dante del punai vinzas e caene de una idea che deo stimo meda. Moi non voglio che stiano di me, però mi piace da donare che devo in Siriuso se nasce un'antarotta, poeticamente se nasce Siriuso, sapremo volta che mantona una segnalazione, dunque si è affezionata a me da questa idda, che è una idda questa puro amantiosa di poesia, Benigno Dante. Per Meda. E a proposito di poesia, noi attendiamo d'ogni gira, noi presenti con Nosu, un poeta che devo conoscere de canto via da componenti di un canto a tenori, da importo e tutto canto, ma tiene questa bella vena poetica e d'ogni di scrivere una, due, tre poesie, tiene uno molto forse più di 1000 in questo ultimo anno, e dunque me la fai piacere, d'ogni gira intende a capo di questa trasmissione una poesia che si va ad applicare dello tuo schiari scritto e si conta del suo tema che uso a questionare. Bene, Nicola, a lui. Bene, Gattaus. E beh, a Ortueri, ma in tutta la Sardegna, e tu in giro sempre po' iscuttare, poco castigliano. Beh, sì, che ho questa poesia. Non scrivo concorso, sono mancai dopo te ho commenti. Mandrone. Mancai te oggi ad avere questo pregio di cominciare a scrivere. Scrivo e mando a amigos ogni dia, a centinaia di amigos. Dunque, se poi
te lo intendi, quando accabava questa trasmissione, ci contai una delle poesie che tieni tu. Dunque, cominciamo a conoscimento, io ho su premio Ottieri, è un premio che ha aggiurato a conoscere, a entrare in questo mondo, a fotografare a pago del 1956 a oggi, l'evoluzione totale della letteratura in Sardegna, di questo mondo dei poeti. Dunque, attento di avere un ruolo di importo prodotto a Sardegna. E cominciamo a conoscere entrare bene in questo mondo ma voglio proprio uscire su 1956, in questo anno, che aveva il primo in Sardegna, ma uno dei primi in Italia, adesso non so chi è Siduilio, Marco sarà risponde a questo, ma come ti può nascere questa idea che ha illuminato questo mondo e tutto dessa poesia in Sardegna e finché a oggi sa di mantenere già ai 67-68 anni un patrimonio, una ricchezza manna di tutto questo che succede in questo anno in Sardegna. E Ottavio, si domandavo bene come succede che nascessi in questo luogo, proprio in Ozieri, un premio di poesia con questa qualità che tenia da Ozieri su 56. Ozieri via da sabida dessa poesia in rima, dessa gara, dei poetas de tradizione manna. Proprio sabida, è una bidda de cultura, è una bidda via Antonio Cupedo de Ingunisi, e pattiu con sa rivoluzione entra sul mondo dessa gara. E apposto il suo 56 tu in aras giusto come succede che nascessi di un premio contro a questo tipo di poesia dessa gara, che via da un tipo di poesia non rivoluzionario che nasce, contro a sa rima, contro a forma serrata. Già a partire del su 57, poi che su primo anno narausu nanta dottus intellettuali non validi, poi che via da ancora nascendi e forse si usa intendi che una cosa del su 56. Ma quando nasci poi che i intellettuali si giovano su, pensando su, ischianta studiare foras, bonai, Cicitto Masala è suo primo presidente, si stenta da su 57 a su 60 in Gunisi e piga da una battaglia proprio contro a s'idea dessa gara poetica, contro s'idea dei forma serrada, poi vai nasci sa poesia in metrica libera in noi puru. E questa è una cosa di importo, poi che nasci di suo premio 10 anni appostisi dessa cabo dessa seconda guerra mondiale. Quando i intellettuali si viano arregionando, vai una Sardegna nuova, moderna, industrializzata, non pruso attaccata a sos usos de una ia, come tinara su poeta desuleso, Montanaro, no? Non pruso attaccata alle abitudini che ci viano in sul mondo agropastorale, sa poesia moderna e de cultura. E questa doppia adesso, in metrica libera è in una lingua sarda podiaderus, senza italianismus, che toccata fai questo puro. Vianta i anni che gli intellettuali si orienta sa rinascita letteraria e sa rinascita industriale e politica. Poi di dovrà usare regionale. Sì. Dunque sa capiata certo a un movimento vinzasi economico. Certo. E agora certo e sicuramente su premio di Ozieri è stato un innovatore, ma non ho visto questa possibilità di a chi in questa forma serrata non si intendia da poeta su premio Ozieri ona da un'impeta di libertà, no? Vinsas Certo. è in suo ascoltare in melloso su chi se non sei tutto, senza ziserrai. Sa questione via da che dobbiamo assimilare ai atrus, che ne vianta is atrus, vianta is poetas italianus, is poetas europeus, che già scriviano in metrica libera. E questo giovane, come Cicitto, si domandando, ma poi tanosus non feus una poesia bella come questa europea che ha studiato Deo in scuola e foras, non in Sardegna. E dunque i poetas puru, antipigau, antiprovau a fare questo lavoro. Pensa, predumbura comincia da in forma serrata e poi vai di cose più belle del suo mondo in metrica libera. Impara da proprio
traballenti commenti un avrai largo. Operaio di Luca Soliana. Operaio e Luca Soliana e come so però narada oscuro artigiano de versos. Che via da traballoso con uomini pesau a intre sa metrica ad avurria ai senza metrica. E noi da Neusu poetas che sa metrica da scintivai ancora grazie a Deus e noi da Neusu sozzieri deni di moi grazie a Deus pure una vatti anche premia da is poetas in forma serradas. Ma in Sandus toccata a fare una battaglia per liberare sa poesia de sa metrica. Ecco, ma tu noi a parte, come te nai, sul ruolo dei professori, tu hai tanti pensas di questa rivoluzione. È stata buona questa rivoluzione, perché in mondi teniamo su due maneras. Prima ne teniamo su una bella meta, la vaiga in su 57 sta gara tenia da Piras in su palco, Tucconi in su palco, su Mellusu. Dunque sì. Teniamo su questa tradizione che arriva da Vinzas a Sadì de Oi, Finzas a Oi, e teniamo su s'altra maniera di fare poesia che ha cominciato in Sandus e pighendi bene in meda. E certo. Noi dusciamo su dottus. Io penso poi che il premio puro funti una cosa via sì. E in moi puro su premio e cercando di si rinnovare. Mancai di questo se ne può questionare Vincenzo un pago Marco, poi il premio è funticamente sa lingua Ottavio, no? Camminanta, non si primanta, si depinti. Intricciai con su chiesti sa vita di Donna Dì, e sozzieri puro. E noi cercando un vago di averri, giusto è Marco? Certo. Tu sei contas? Certo, siamo su weekend di vagare noi anno con anno di mantenere sa poesia tradizionale, di non porre a costaggio dei suoi poetas e dello aggiungere, si può aggiungere un poeta a fare qualche passo innanti a pensare tutto un pare, so poeta, la sua organizzazione e sa giuria, a fare qualche cosa di nuovo, fino a provare a bessire dai limbazzo proprio della poesia, in tre di altro limbazzo, su che di fare anno con anno, è a fare qualche forma di sperimentazione, abbattendo in tutto, poesia e musica, poesia e teatro, poesia e fotografia pure, che tutto è arte. La poesia è senza musica, se tu intendi musica, la poesia corre dentro la musica, la poesia corre dentro la fotografia, la poesia corre dentro il teatro. Che anno a noi abbiamo fatto, imparano a compagnia teatrale, un adattamento di un'opera premiata dai Sottieri, e piace da tutto. E piace da tutto, perché la poesia a ciò passa luogo in tutto, in il cuore nostro, in la vita nostra e in tutto. La poesia è bella e noi bisogneremo essere, questo è, vi proviamo, può essere che vadiamo su obiettivo, però per essere la storia, ha detto Nino Ledda, che è vestito e questo so giovane che queríano una poesia nuova che non sia solo sa bellezza della campagna, sa bellezza dell'amore, sa bellezza che video attero. Noi Tonino Ledda che questo, leggendo su cuore del suo poeta, e noi pure queremos andare avanti in questa carriera che ha da bestuisse. Tu a Sanremo now? Fia da poeta, radunai, fia da scetti su maestro Manno de Sozzieri, sa guia dei sozzieri amministrativa Narauso, ma via da un poeta e tutto, isso è tutto, no? Infatti volevo domandare proprio questo di Sanremo a Tonino Ledda, che ha donato una poteva una generosità di tutto questo materiale che isso è tutto ristugiato in tutto questo anno e dunque a noi potevo conoscere meglio su tutto questo un tono di cosa che succede in tutto questo anno, sul primo anno, proprio grazie a suo lavoro che ha fatto Tonino Ledda e tutto. E poi, a parte il concorso su Sattopio annuali che accesti, ma commenti si può dire
rapportare con su mondo dei giovani, con i appassionati noso, come te sa attività di chi vadesi? C'è un sito internet, esattopiais in rete, vadesi convegni, attopi, come funziona sul mondo del suo premio quando non c'è suo premio? Tanto, anno con anno noi incominciamo con su bando del suo premio. In verano, a subito in verano, bessi di su bando nuovo, o quando siamo a 64 edizioni, fino a su premio e nasce in su 56, però qualche anno è saziato, l'abbiamo fatto biennale, l'hanno fatto biennale, gai. Ma tutto questo lavoro che non è solo della poesia, è proprio di chiacchiare, di lasciare a suo tempo benidore di tutto questo bene, che in questo 64 anni noi siamo sul centro di documentazione che se i nottieri fregato grazie a un progetto regionale, noi siamo su più di chi imbemizza poesia. Io non riesco manco a me l'immaginare che canta su questa chi imbemizza poesia. È una domo, è una domo dei suoi saldos, una domo dei suoi poeti a saldos. I nottieri su questo centro di documentazione è proprio non è roba nostra, è roba della Sardegna intera. Questo sentimento che abbiamo su questa ozza del vagre è proprio un acca dai gusto bene, manno, chi non è solo dei suoi poeti, ma è dei suoi saldos che sono in tutto il mondo. Ammontiamo chi ha più saldos fuori della Sardegna che non saldos in Sardegna. Comprendete se caleste su pensamento che abbiamo sempre davanti a suo socio. È stato importante questa documentazione che è patrimonio, è sotto tutela, questo patrimonio della sovrintendenza. Poi ha riconosciuto patrimonio e da posto sotto tutela, poi è veramente incoraggiati un cammino di studiare vince più a fondo ed è un dagai ancora di bruso di come ti sei fatto oggi. Questa è una dei sprendas del premio Ozieri. Tra tante cose che ci vuole su premio Ozieri c'è questa bella pubblicazione che punti dal su 1956 su 70 e poi dal su 71 a 81, dunque già più di 20 anni di poesia e in questa due pubblicazioni. Ma mi pare che non c'è circuitazione, non è fatto altra ristampa, non è possibile a continuare in questo retto. Da ciò pare che il finanziamento però... E poi dal 71 a oggi non ci punta altra pubblicazione, dunque da questo può dirsi un'altra cosa di importante, documentare, dopo questa 5.000 se passa poesia, che appunto è una ricchezza manna, poi dotto sa Sardegna, non c'è tipo su premio Ozieri e tutto. A Subiusu noi siamo su weekend proprio per essere a saldo che sono in tutto il mondo, siamo su stiamo pensando prima su progetto di vendere online che abbiamo fatto sul 2018, abbiamo incominciato con il sito www.premiozieri.it a caricare tutte le poesie. Tutto sono premiato, come su più uso è finire di caricare tutto sono premiato. Certo, punto in mezzo un no di comunicazione, però viene stimata su paperi è importante, che si sopera, no, su veddo che in esibiti, si legge e pare che non ci vuole diversa esami con poetas de gusto, ma credo che su paperi sia da Biesioi, per esempio, devo proprio toccare, ma che proprio poesie fonti vinzas in un formato differente, ma tenoso bisogno proprio vinzas di toccare sa sopera.
Mi era piaciuto aggiungere anche una cosa a pizzo proprio di Ozieri e poi come ti veramente professor Caocci su premio di Ozieri e nasce proprio un buoni. Pare di una ida buona sortata, poi parte la prima gara, si Antonio Cupeddo su 1896, che poi vinse se lo scrive, ma che nel tempo, guarda, Geo puro e tanada, si Antonio Cupeddo a pizzo di questa gara. Esti, nasce Francesco Ignazio Amano, no? Matteo Madao. Matteo Madao. Nasce Gavino a Chena, che è questo che ha descritto Tanca Serrata Zamuro, non è Melchiorre Murero, Melchiorre Murero era scantata e ahí ci passava questa storia che è stata sua, invece sì no. E poi Ozieri, la cultura Ozieri, ha donato su nome, e tanto se di adero su uno sterdao questo premio Ozieri, non poteva che nascinguni su premio Ozieri, però ha ricordato che su premio Ozieri è dedotto a Sardegna, su premio Ozieri è di Ozieri, ma è dei poetas, dedotto questo che dovete passare, ma che Ottavio vedo che anche un nome, una cosa, di questa giuria, di sicuro. Sa regione, questa importanza di Ozieri è pure in sa cultura che deni, in sa cultura in un senso brusumanno. La Vaga ha fatto due cardinali di Ozieri. Non dusciu che li ha trabida italiana, attento due cardinali. Teniamo su collegio in Gunisi. E dunque via da su logo dessa cultura. Augusto e Osudento sa rivoluzione a intre sa gara, a intre sul mondo dessa gara con Antonio Cupeddo. E 50 anni sa pustisi, 60 anni sa rivoluzione dessa poesia a Taulino con suo premio Ozieri e in poi deneuso altri fenomeni di importo umano. Sul luogo dove c'è su collegio, onde i paesi spredisi, è sul luogo dessa cultura, prima dessa televisione, prima dessa scuola de massa. E questo per me è una delle regioni più forti, dessa importanza di questo luogo, di questa vita. De tanti villus di Ozieri, un'altra che è in su coro, de medas appassionato, de canto e tutto, è Maria Teresa Cao. Un'altra Villa Manna di Ozieri, che prima cantatora tradizionale e poi diventata forse una dei primus cantautrici, come è nata noi, che ha scritto i 78 di Adero, uno canto che ancora oggi, mera cantatora, canta e canta e ogni luogo. Dunque, Ozieri e di Adero sono un luogo di importo umano per questo mondo, in questo senso, della cultura generale della Sardegna. C'è questione di poeta, ma potevo cominciare a conoscere meglio su una delle poetesse, questa poeta che ha vinto il premio Ozieri, ma ha vinto un mera concorso. E non scetti, Maria, você scrive in locutoresu e in gaduresu, mi pare, d'ogni varianti sarda, pure un campitanesu o no? No, in campidanese ancora, però ho più intenzione. Ah, sì? Questo è sto nome. Datemi tempo. Una nuova, No. È una lingua, è una lingua romanza, è tutto canto, e dunque però è entre sa Sardegna e dunque sa poteva è una delle lingue della Sardegna nostra. Una lingua della Sardegna nostra. Sardo Corsa. Sì? Tanto per narrare. Devo tornare che sono contenta di essere in nuovo a fare del suo premio Ozieri, che devo sono crescita con il suo premio Ozieri, ma crescita no, in due maniere. Crescita proprio fisicamente, intendendo fare dare del suo premio Ozieri. Che in Roma si fa idea di poesia, è sempre babbo amantioso e altro parente pure. In questa occasione vai sempre di fare dare di poesia. E se da mia, essendo in Laccana, con Ozieri, forse è andata a condimento la poesia, non dico, comunque, ad ogni modo in Bidaburo è una idea che su minore soa conta da poeta manno, ma dai sempre, ecco, potevo narrare, tanto per non narrare uno, su Rettore Corso, che vede in Piache, amico fidato di Giovanni Pano, su che ha descritto sa prima sepì che era fece in salto, il suo camposanto di Piache, Fizzara Monteso. Bainzo Cossiga, su Giagio di Francisco Cossiga, del suo presidente, e uno del suo primo che ha pubblicato, sa Dottrinella Cristiana, che è una serie di orazioni in salto locutoreso.
E altro poi in palco abbiamo saputo da Giovanneseo, che ha introdotto quanto va potuto fare, e poi è passata la scrittura, ti ho introdotto, ed è stato proprio Nutieri, è stato uno che ha vinto in questa sezione del suo contato con un racconto su Codice Saldo, che è un contato proprio che ha dato approfondimento proprio a questa tradizione salda, come ti dico. E non tanto altro. Io dunque sono cresciuta in questo ambiente, cresciuta fisicamente, e con in coro devo pure una enichetta di poesia che ha cominciato a scrivere da piccina. Ha fatto pure Calicura pubblicazioni, mi pare. Questa l'ho fatta a mano, da piccina scriveva io però a me, e non contenta di quello che scriveva io, questa poesia che studiai a Nicola me la buttai in saldo, che mi pareva più su. E come dai vago, perché mi sono stata pretesa per collaborare a traduzione di altre poesie, me la potrò sabbaitare, che una ha bisogno di essere limata, l'altra mi è vestita pure che anda bene fino a quando la piccrita che io benedicanno. E poi piano piano sono vestita sul concorso. Il concorso, quando si fa idea del concorso di poesia, in vita mia si fa idea di Utieri. E per i poeti si calina, che non che vuole si calina più manna, questo lo può confermare pure Dante. Siamo contenti quando inchiamo in altro premio, in altro concorso, però quando pensiamo sul premio di Utieri, lo pensiamo come qualcosa di più manno, qualcosa che non si è imparato, qualcosa che perché non si è bello si strada a sa crescita di questa poesia. Tutti sono altri premi, sono figli, sono i figli di Sanae che ha fatto crescere il premio Utieri. Poi abbiamo dato che è diventato un anno, altro che sono in nascita, è durato pochi anni e poi finito. Non ha importanza, però tutti sono stati importanti per la crescita, sono figli del suo premio Utieri. E dunque chi si è avvicinato a questa poesia, questo concorso ha imparato. Il suo premio Utieri per noi, non dico così Cristina, sono stati momenti di amicizia per i poeti, perché il suo momento di questa premiazione, a parte l'emozione di questa cerimonia, per me la chiamo lezione di poesia. Quando momento, è poco noto in giuria, sa buonanima e manna anima del suo professore Nicola Tanda, che sa relata che va via da boga e manna, fai dentro di poesia, di lingua, perché agguerrato però, sa due cose andano a braccetto, andano a pari passo. Di lingua e di cultura, fidi un imparo per me, ed io su che ho imparato, l'ho imparato in questa occasione, quando penso a Paolo Pillonca, che ha sempre da narrare con suo draggio giusto, sempre, deve dare di poesia e di tutto su che gira io intorno a questa cultura. Maria, uno piacere. È possibile ascoltare questa poesia che ha vinto su un corso del premio Utieri? Chissà, si forrogendo in sosazioso, in ue sorranzolos e campiadas, bantessi tu dramas e afficcos. Potagattare, a oro che nabiccos, retrattos, de cudo giagium mios, che nammentos no appo, ne infantomos. E la paisterrere, sappigias ischizzidas, proceider intro su risitto guado, in prammo e mano, un'icutta dorrado, a connoche de nou lugeia, e movittia, soggiada dorra accesa, ad ai promè, con sinno e contentesa. Fattende micche se pettare in ie, a simizzoso, chi agatte grasa in fizzos. Con nodi du vaeddu, de omine azzudu, ma sa contare de sa pelea comprida. Promico viare andala de giudu, in ue che sun sa sabba, che naluto. E su acchiddu,
intollegato che ha lasciato, forse, ma sa porrire, prochisica, in quell'andare mio, a Tambolo e a Senzella. La dicerò bene sta giuria, giusto? Sta cosa bella. Sta cosa Quando bella. Maria ha vinto Grazie. su Premio Ozieri, ha fatto bene Maria a ricordare a professor Tanda che ha 33 anni che ha questa giuria del Ozieri ed ha fatto come ti Maria con sabiduria manna e non furianta manco tempo le vie meda, poi t'agguerrai questa limba dando su da più di oggi. E isso da fatto con una castiata piccioso dessa letteratura e dessa poesia sarda che è stata andata facendo sul mondo. Il professor Tanda è stesso che ha permesso che questa letteratura in lingua sarda avesse una parte autonoma in suo club, no? Quindi Castiendi faccia questa scrittura europea in oscetti. E questo che ha fatto vincere sul Centro Studi Filologici Sardi, quindi in Gurivuru. E sono, devo dire la verità, che a chi tanto si ha cominciato si intendia da imparare di questa gente che Maria furia da cerimoniando prima. E è giusto a ricordare vincere i altri, sono vago, insomma, fai con un nome, no? Su primo giurato è stato appunto su primo furia da uno di Ozieri. Un professore di Ozieri. Sì. Scelti su 56. Sì. Sei scelti su 56. Domenico Masia. Domenico Masia, esattamente. Poi Cicci Tomasa, la buona Scantannus. E allora Antoni Sanna, il suo puro mi pare finza Finza su 60. A 70. A 70. A 12, perché io sono 81, a Dolomano se stanno a Caidau, e però Nicola Tanda fu vicepresidente, poi uno scantano, poi entra da Nicola Tanda fino al 2014, tornai per 33 anni, e pustisi di Nicola Tanda, su professore, su rettore dell'Università di Sassari, Attilio Mastino, poi su pure vinse sul 2020, mi pare, sul 2021, e a Pustisi c'era il testimone a Cesenada, a professor Dino Manca dell'Università di Sassari, ad esempio. Questo fu il presidente, ma in sa giuria dove è ristettio poetas come Raffaele Alberti, dove ha avuto personalità importanti che hanno un arrasto in meda maniera, ecco, come ti Paolo Villonca, come ti ha ricordato Maria. In giuria dove è stato Leonardo Sole, dove è stato Manlio Brigaglia, uno scantano. Insomma, dove sono stati, qualcuno si scaresce, magari Dottor Rosa Pigai a Goa. Salvatore Tola, che Salvatore Tola, se un endis che non ci fonti bruso. Un grande studioso. Se no, magari voi dopo vi usano appunto sa che questa giuria de oggi, ma che questa giuria, se ho cercato di ricordare, i schemoi non ci fonti. E tu casa certo Salvatore Tola, noi esti su Ghisinada in italiano, in sardo si danno su Savio, su Prusanziano, il saggio, dove esti del 77, impari con Clara Farina in 85, agora e ne su Deo e Dino in 2013 e poi i altri che agora usa i cerimoniali, perché sta da noi esti una giuria insomma più giovane, che si è rinnovata, e usa questione di questo lavoro, però a parte insomma una giuria che ha riconosciuto poeti come Pedro Mura, come Benvenuto Lovina e come tant'altro insomma chi da passato su premio Ozieri, giustamente Maria Nau furia è su premio che laureata è poeta, s'accademia nelle istituzionali fai d'altro. In italiano è offensase brullendo, non sforna poeti, ma su premio Ozieri esti, come narrà il professor Tanda, che volia sa palestra dei
Tu a Sanremo, benvenuto Lobina, tra poco ti domandai una cosa proprio, benvenuto, ma volevo scegliere una cosa, donai l'idea dell'importanza che tenia da Sozieri. In tanti si è usnato che via da su primo premio della Sardegna e ha turato l'unico premio po' tempus meda, l'unico premio, tu credo che laureata sa gente, e quando toccato a donare il premio su, arrivata ai nozieri su presidenti della giunta regionale a donare il premio su. E quando ci via da questa premiazione, in pagina della cultura dei quotidiani su de Sardegna, prosdetto la nuova Sardegna, donata tutto su spazio a su premio Ozieri. Dunque, tocca da ricordare questo, può donare l'idea dell'importanza che tenia da questa coscienza dei sardus. Poi questo tenia da questo prestigio che ha Maria in Moi. Palestra, certo che via da una palestra e via da questa autorità di manna della poesia in lingua sarda, e tocca ricordare pure che in su università manca i civessi intelligenti come Nicola Tanda a Sassari e Giovanni Pirodda in Castello, in su università Narausu non ci via da su maestraggio della sardistica in sardu, No. e in moi che Neusu deu sono professori pure della letteratura sarda, ma in Sandoso non fia da possibile a inventare un insegnamento de aici non ci via da proprio, non fia da possibile, manca da pensare. No, ma infatti a chi ne dà fatto attento contras, insomma, a dei più guerraia, come lo sai, questa è una trasmissione per questionare le cose belle. E poi mancai questa produzione di inventare anche un'altra per questionare dei problemi, mancai si può fare cosa in no, ma noi che sono le sue belle schiantivate, i premi Ozieri e i premi di poesia di Sardegna, ma infatti può contare pure l'importo che tiene di questo assozio e questo impegno del suo premio, può dire una casa regione a riconoscere a assozio del suo premio Ozieri un'importanza manna, non c'è di conto, partecipazione, sostegno e tutto quanto, ma io penso che un po' uno scanto anno è organizzato pure manifestazioni, in Porto, come in Sardegna, mi pare, cosa che ha riguardato tutto il Sardus e come impegno ha fatto proprio s'assozio del suo premio Ozieri. Fidi su 2003, che se non mi ammento male, devo tanto non via su s'assozio. Però io che Antoni Canali, poi gli diamo un minuto, vai diamo di Antoni. In cui 2 anni su premio Ozieri, fatteti però 3 anni stati di Sardegna, tutta la Sardegna, in donzi ida vi vede una manifestazione, qualche cosa per aumentare la Sardegna. Una cosa che la politica Naramusu ha sempre dato un uso particolare a Sottieri, da fare da Dino, da fare scusami, il Duilio. Una cosa che resta da voi un po' prima e no, che è che in tutto questo anno noi siamo sempre a settembre, di anno in anno, questo gettonetto che non danno per organizzare il premio. Certo. Però tutto il resto, no beste. I chimusu che parecchi anni a OE vi vede una proposta di legge per pagare una cosa costantemente che vi sia da riconosciuto a suoi Ozieri questo essere sopprimoso e a giocare su altri premi a andare avanti. Insomma, questa legge non è mai vestita, noi siamo sopravvitti, però a OE non beste. Era toccare fare un movimento Non dico, però noi crediamo che questo bene della Sardegna si merita di essere riconosciuto come valori e patrimonio tutto della Sardegna. Se lo chiedono, non lo pagano, se non lo chiedono, non si paga. Andiamo avanti a come te possiamo. No, ma aveva questa coscienza, ma è differente loro, dunque c'è una coscienza. Anna Cristina, devo dire, ti domandavo, piacere si può andare da parte adesso di questo bello apposento, che è più bello pure, poeta, e noi ci punti questa bella cosa che ci ha portato un artista manno, Gianni Azzeni, che delle lezioni cosa sua, si ha donato questo che punti i sarazzi, su appiegato
spunto di questo manufatto sardo, di questa bella tradizione, e sta rinnescendo, insomma, di bogaia a pillu, tutto sarti, tutti i batteri, che hai su e tutto traballa, su apperi, salinna, su verro e tutto, ed è ognuna di queste cose di boga da fuori opera bella. Noi teniamo un pregio umano, deteni in noi, in questo bel aposento, uno scanto opera di questa mostra e tutto che ha fatto isso, per filo e per segno, che variti di avere cose, mi variti, c'è una tessitura che vari su traballo di filatora de bosa, no? Pare una cosa fatta di avere in questa maniera manna. Dunque, torrao grazie a Gianni Azzeni e in questa trasmissione, noi fadeus. Andaus a conoscere meglio le cose belle, ma il problema è tutto dei premi che ci sono in Sardegna, ma una accorredo doppio dedicai ai poeti mannus di tutto il tempo, del 1700 fino a oggi, e poi cominciai a questo bello cammino a conoscere, torrai a intendi i poeti mannus, e cominciai con Benvenuto Lobina. Este uno poeta che Anna Cristina Serra, come tutto noso, io amavo di avere un mera, e i suoi tutto ha partecipato al suo premio Ozieri, ha vinto un'edizione del suo premio Ozieri. E Anna Cristina si può scattare una fotografia di Benvenuto Lobina e poi si fa sentire mancare proprio questa poesia che ha vinto il suo premio Ozieri, no? Sì, questa poesia che ha vinto il suo premio Ozieri, che è Sticchiniscidi, ma prima dos fueddos, proprio dus, Ottavio, che stiamo di benvenuto, c'è da volle tempo meda, noi andiamo mai a questionare in maniera compria, però narausa su manco nasce un bideno edulu, sotto del gennaio del 1914, e si andata su 29 del mese idas del suo 93, dunque è 30 anni che benvenuto non c'è, con Sagarena, ma c'è sempre, poi adesso che si è lasciato visto, esti un'azienda manna, benvenuto con sa poesia sua, sa permette di essere, uno dei questi poeti che sa permette di essere in sul firmamento della poesia de totus, del suo mondo. E non poteiamo che cominciare con isso, con un grande premio, e un grande poeta, un premio che ha fatto sa differenza della letteratura in Sardegna, e un poeta che ha fatto sa differenza della letteratura in Sardegna. Scrive in vista vita sua, benvenuto, scrive 36 poesie. Dice noi, da sa pubblicata in Terra disperata terra, quando aggiungi futi 26 i canzoni, e ora arriva da 36 in ultima pubblicazione che vai di insomma che ha da Anna Serra Lobina, che è finza a Sanura. Deo moi e alligi certo, no, devo pure leggere questa poesia, però giustamente suo professore mi ricorda da un capoopera di Benvenuto Lobina, che è tipo Cantu Bidanoa, un romanzo che con sicuro è un romanzo che credo sia una verda di fondamento della letteratura, ma non scio professor Caucci che dessa letteratura in lingua sarda, io penso dessa letteratura. Dessa letteratura, certo. Come ti dico, è stato uno dei poeti mannus del 1900, ma non del 1900 in Sardegna, del 1900. Poi io ho scritto in lingua sarda, questo si vede onore a noi, insomma. E chi posso che ne vorrei a giuria, sa quando premiava benvenuto, su presidente fu Antonio Sanna. Poi dovrei Gavino Pau, Lorenzo Del Piano, Mario Mossa Pirisino, Antonio Simon Mossa, Maglio Brigaglia, Beppe Pisano e suo segretario Furia Tonino Ledda. Sa motivazione. Questa poesia troppo bella estis espressione del sugoro in una mirata lirica de su che si intende, de su che stanno in musardo intendere e su vungudu su. Chi esti, dessa Sardegna, chi esti ancora navettu de uno a grasi, più bello e proso, insomma, e più sereno. Ecco, questa è una traduzione che ha fatto coidendo su questa motivazione, dando sulla viante in italiano, in soziere. Chi ne sci che de auguro
un addino a pavandai a sa vesta manna che manti in promitto. Calincuno ad avenna chizzi, scida. Calincuno che brunno a pubbiu di ora meta a peide su letto. Scida che storia movi. Funti pronto su i squadros a sotto sa ventana. E cantu genti a papire andando a festa con nosu. Oi, benei genti, e nei ai questa festa che santi in promitto, babbo, nonnus, antico nostus. Festa manna, desigiati di ora e via mai. Isi da ricordaisi, gente disesperata, cantuotta sanante un villo e un uvradi mortus a balla. Isi da ricordaisi, cantuortas con su coro affriggio e o pensao che non ia osaviri più festa. Isi da ricordaisi, su corrino dei vaccas scardacilladas e domo nostra prena de pezza e mamma nostra prangendo e babu nostro gittio e nosu che rimeiausu su che babbu fu a pensando. O canto dei portau femmina de vanno a prisoni con il suo corunieddu che il suo vanneddu ni zogus. Cantei desigiau questa vesta, marradori morto de fame, ni vastori morto di vriusu. Andendo, che inse manco usciti ai noi. E quando si pensau mai a festa tui, o fradi miusi che io che fera. Quando da sagattau che insendi manco usciti commenti in manu bruttas. Quando a desigiau e bira mamma tua, mancai a fura. Ma oi calincuno e riendo, andeusu, scidai, e storie movi. Andeu, gente, andeu sei questa vesta che santi in promittu, buddusu, che mai vesta iantabio. Gente a frigia, senza aie prangi, non deu sapere brude mortus a balla. Feminas, fugliainci questo spanno nieddu, setialla, sbogai e lino, e pani e vino, e floris, e cantai motetto di amori. Andeus marradoris morto de vamini, pastori morto de vius, terras de drigue saviri, angionis, vitello grassus. E tu, frati, non ti fu aspruso, bene un noso di voro. I sciacqua di manos, fuglianci e cavo nei fosilli e vestitindi a sa luce su solli. Bene un noso, prangi con noso, arri con noso, bene con noso di voro, hai questa vesta di santi in promitto. C'era voglio un applauso, ma si è troppo vago se non è intro. Benvenuto ad agradecer da solo. Sì. Dunque, siccome su tempo sono stata andando, Anna Cristina, questa prima puntata, questa di oggi, arregolando bene pure il tempo, mi ha piaciuto subito a Turare sul punto della poesia, con Dante e Rio. Dante pure ha vinto mera concorso, c'è stata pure una bella pubblicazione, Umbras Antigas, mi pare, sul libro che ha fatto tu e Totto, tu fate opiri. Il primo è Umbras Antigas. E poi Curisprendas. Questo è Curisprendas. Curisprendas. E ha vinto il suo primo premio a Santo Sparao. Ah, Santo Sparao. Questa poesia è Curisprendas. Ah, bene. Invece sì, questo Umbras Antigas. Tuo. Ah, bene. Fai dubbi. Aspetta, mi dubico subito, tu fate opiri. Grazie. Tu fate su inquadrai subito. Questo è il traballo che ha fatto a pizzo del suo premio in Santo Sparao. Dopo no, questo titolo, Curisprendas. Curisprendas. Bene. Invece, secondo il suo premio Ozieri, com'è questo bello rapporto? Il suo premio Ozieri, per me, è stata la prima volta si può dire che veramente ha scritto poesia. Poi, quando intendia Ozieri, mi entra su friuso. Poi anche un amico mi ha detto, tu sei poeta quando vinci su premio Ozieri. E tanto tocca da cercare di avere su questa che mi ha regalato l'amico Pilonca che mi ha dato ho tanti. Per partecipare a Ozieri deppisi
ponni sa metrica bella, cicche di indicitai. Proprio come un amico, mi diano, come un amico. Un traballo umano. Infatti, tant'è vero che leggendo che anno so da Vallo Pillonca, quando leggo su Ceci Torrà un narada in Sasterrina un rompicapo. Ma quando sei promosso, Dante, che questa poesia che ha vinto a Sozzieri, tu hai musa bella. Hai musa bella. Commenti Paolo, bella musa, dove sei tu, insomma, questa musa esibiti, noi penso che questa musa bella Caocci... forse ci ha proposto un anno a davvai. Ma sei io su traballo. Ci ha proposto un anno a fare una ricerca e tutto e a ponni cose a suo posto su. E ho visto che si è cominciato del suo primo volta, si è cominciato di Omero. E andando quasi, e il modello è questo questo ultimo che ho premiato. Musa bella è sul Ceci Torrau. Mamma mia. Un Ceci Torrau, che vanno Pillonca, narrata un rompicampo. Ecco. Invece in su 2019 ha vinto con un 28 a Retrocavo. Chi è a Saghiammu? Io penso che poesia bella sa, ognuno da fare a Saghiammu, a Fumancueo. Ma ricordo il suo primo premio che ha vinto a Trinità da Culto, Prenda Preziosa, con una canzone a curva, sempre a Popiglia. E Prenda da Dante, fonti di Adero, se bella Dunai. Poi sul primo posto a Dante doiesti sa famiglia e isso meda di poesia che scrivi a Saghiammu con Isprenda e questa pubblicazione vai finza se e su sa matta dessa famiglia tua. Dunque se potete ascoltare ti riporti strategia in pesa e ci dici qua tanta bene. Ecco qua. Una codetina. Una codetina. Due. Questo a Saghiammu, 28 a Retrocavo a 3 sbaglias. Una mano ma porre con dolciura, caprena de premura se si sposa. Tu sei che sa rosa profumata, ondrata, tutte sini da bellezza, se prena de finesa. Animo buono, ca serena in dono, entrega mano. Questa è Sasterrina, una sestina, poi c'è sa Retroca. Con dolciura ma porre su una mano, caprena se si sposa de premura, una mano ma porre con dolciura, caprena de premura se si sposa. Tu sei profumata che sa rosa, de segni da bellezza d'otto ondrata. Tu sei che sa rosa profumata, ondrata, d'otto segni da bellezza. Se prena, animo buono de finezza, caprena, che serena entrega rano in dono, se prena de finezza, animo buono, carano entregasa in dono serena. Animo buono, de finezza prena, che serena in dono, rano entregasa. Su buono coro tui, non tu negasa, che se si amanti e su bello rispetto. Questo... Grazie, sicuramente come no, se sono arrivato a capo di questa prima puntata, prima Tokyo, però mi da piace, intendi, e sapetta, io sapettai, per su tempo benitori del suo premio Ozzieri, e te sa fai, te grase mangiano, e te succede, in sassozzo, e te preparaisi. Tanto, sa giuria ha asseverato su Binchidore se del canno. Non abbiamo nato nulla né uno, però come sa cerimonia della premiazione è però su sabato su delle 8 di Sant'Andria. I nottieri, su teatro, prodotto sono saldo in su mondo, abbiamo a fare o canno pure sa diretta in YouTube. Questo provite che sa diretta è sempre... Se anda bene, certo. Se anda male e poi resta dai due, resta dai nie su video. Però non l'hanno preguntato in meda, dai suoi social, dai suoi canali social, dai su Facebook, Premio Ottieri di Letteratura Sarda, dai suoi canali YouTube, Premio Ottieri di
non lo preguntano, fagite non bidere su premi ottieri, e tanto non potremmo fare carattere di fare abidere. Di fare un uzzinno a sta figura di Antonio Canalisi. Certo. Io sei stato a OE, suo segretario, più di 40 anni, dai 87 sono più di 40 anni. Io si ha fatto un lavoro, la vita sua l'ha passata a meda con i suoi premi ottieri. Tanto devo pregunto di salutare tutto un pare, tanto non lo so da pedare, Antoni, grazie. Antoni, Ciao. ciao, grazie. Su premio ottieri ha tenuto due segretari, su Tonino Ledda e Antonio Canalis. Uno che da fondato Manno è stato che da portava innanzi e ad ammaniao questo cammino di sozziere. Grazie a Antoni per tutto ciò che hai fatto. Grazie di Aderusu e grazie a tutto vosato, perché poi Deusi Ollulassai con la poesia di Nicola Loi, Caserra da questo Attopio de Oi, su primo, poi come ti ho detto, ogni sabato a 9:15 a Merì, se si fa i pregeri, si usa a Topia in noi, su canale 79 della radio televisione Sarda. Devo grazie tanto a tutti gli ospiti del suo premio Zieri, grazie a Diadero su questo impegno in noi. Anna Cristina, a tu che hai fatto di Aderio una cosa bella e spero dei impari, di vorrei contare a tutto il sardo di questo bello mondo di questa poesia e con tu e tutto se abbiamo sabato che viene. Certo, di sicuro. Grazie a tutti, salutauso. Sì, grazie a Marco Venuti. Poesia. Grazie Marco Venuti, grazie a Duilio Caocci, grazie Maria Sade, Dante e Rio, grazie di Aderio e si lasciamo con una bella poesia di Nicola Loi che ha i suoi attenti un modo di ascoltare tutto questo che non ha un oso e commenta adesso questa poesia che ho ascoltato. Non può dire adesso che in tema a tutti i suoi poeti. A tutti i suoi poeti. Si salutava Saic e si vede sabato che bene, sempre in su canale 79. A suoi poeti del suo luogo d'oro, de sa gardura e del suo campitano, baronia, barbaggia e denumoro, de sa pianalza e del suo oceano. Cantate sus fiores e espigas, con da líricas bene retrogadas, e contentate salvidas amigas, in cuda gara bene populadas, salmodas, sasottadas e sonettos, cantate battorettas e tercinas, faguidas serenadas a muttettos, e salbenes estadas repentinas, accompagnadas da su tenore, da su organitto e da sa chitarra, cantate pro su gozo, su dolore, ma sparghita da badde in serra. Sos fruttos de dusorzu e de sarzola, che festaian sempre con stimma, e in cui pure fissa buona scuola, fisse un momento de sterre s'arrimma. Pro affidos, pro mortos e battizos, in sos cuiles in monte o in basciura, in cui ingustaian sos fizzos a secondo sos donos de natura. Pro sa veschi de vida sanninnia, pro s'accabbu, s'attittu e de pianto, e sempre fi cantato in poesia, fi retrogato in su proprio canto. E tu, chi possedis questo dono, con fantasia canta e scrie, ed è sicuro un'opera di buono e di valore, pro attere e attie. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22.